Samuele, vuoi fare cosa? Film? Ma per piacere, va. Adesso ti spiego il titolo di questo video, ti spiego cosa voglio dire e ti spiego perché voglio fare film. Penso che questo video ti sia molto utile se stai cercando di diventare uno sceneggiatore, un regista o semplicemente lavorare nel mondo del cinema. Premetto una cosa importante: non lavoro, non ancora, nel mondo del cinema. Ho realizzato cortometraggi, documentari, docuserie, ma il cinema, quello vero, è un'altra cosa. Per chi non mi conosce, sono un filmmaker e regista pubblicitario. Mi occupo di produrre spot pubblicitari commerciali, video aziendali, video emozionali. Scrivo un'idea, una storia, a volte proprio una sceneggiatura, con lo scopo di promuovere un brand, un prodotto o semplicemente far conoscere una realtà. Amo questo lavoro e mi piace molto vedere soddisfatti ed entusiasti i miei clienti e ne vado molto fiero. Ma il più delle volte questi lavori hanno sempre uno scopo commerciale, seppur i video che produco possono essere i più artistici e creativi. E te la dico tutta, personalmente non mi sento mai arrivato. Sono in continua ricerca, insoddisfatto e maledettamente perfezionista. Vedo un video che ho prodotto, per esempio, e spesso mi dico: potrei farlo così, o meglio così, eccetera, eccetera. Ho avuto per molto tempo la brutta abitudine di compararmi ai grandi registi o alle grandi case di produzione per notare le abissali differenze. Senza guardare dove sono ora e quando sono partito, senza guardare la zona geografica in cui sono, i tempi, eccetera. Pensate, spesso guardavo cosa dovevo fare per fare un film come quello di Nolan o Tarantino e appena vedevo il budget del film mi buttavo giù. Non compararti mai con i più grandi, nemmeno con i più piccoli, anzi con nessuno. No, aspetta, con una persona devi compararti, con te stesso. Con il te stesso di ora e con quello del tuo passato, e lì devi guardare la differenza e capire la strada che stai facendo e la direzione che stai prendendo. E poi le opportunità sono dietro l'angolo e spesso non le guardiamo. Ho fatto l'errore in passato di buttarmi giù perché non ero abbastanza bravo, non mi sentivo abbastanza bravo. Ho fatto l'errore di compararmi e di non confrontarmi con altri professionisti del settore. E ora, invece, voglio fare film. Fermi tutti, so cosa vuol dire. Ti spiego. Ogni settimana ricevo contatti di ragazzi che vogliono lavorare nel cinema e mi chiedono cosa devono fare ed io non so cosa rispondere. Alcuni hanno studiato sceneggiatura, c'è chi ha studiato per fare l'aiuto di regia, il regista, lo scenografo, il compositore, l'attore. Insomma, c'è tanta ma tanta fame della settima arte e quando chiedo a loro perché vogliono entrare in questo mondo, la maggior parte mi dice: perché mi piace. No, non devi fare il regista o lo sceneggiatore, l'attore solo perché ti piace, ma perché senti di avere una missione, una visione. Oppure devi avere un corpo, una sostanza, capire chi sei e che tipo di film vuoi fare, cosa vuoi comunicare, qual è il tuo messaggio. Altrimenti rimbalzi da una mail, una telefonata all'altra e ti troverai a fare niente o peggio a quello che gli altri vogliono che tu faccia, che tu non vuoi. Semplicemente perché tu non hai ancora capito perché vuoi fare film. Il film, come il video, è solo un mezzo di comunicazione, uno strumento per suonare. Devi sapere cosa ti spinge a fare questo lavoro. Se non hai un pubblico a cui rivolgerti e un messaggio, hai solo la tua idea di fare film. Ovvio che ci vuole la gavetta e bisogna imparare, ma ricorda dove vuoi andare e perché. Quello che so di certo è che alcuni hanno una idea vaga del lavoro del regista, senza sapere che bisogna avere un fegato e uno stomaco di ferro e bisogna sostenere una grande responsabilità. Ma veniamo a me. Voglio fare film. Anzi, ti dirò, 10 anni fa neanche mi ispirava l'idea. 20 anni fa cercavo solo di trovare un lavoro decente senza pretese.
Sarà la giovane età, ma mi sentivo diverso per come pensavo, per come ragionavo, mi sentivo incompatibile con il mondo. Mi piaceva scrivere e fare video per diletto, ma niente di più. Un giorno, a scuola, una professoressa di storia iniziò a parlare degli inizi della psicanalisi e di Freud a inizio del Novecento. La psicologia non era nei libri di storia e non era nel programma di studi, ma lei decise di inserire qualche interessante lezione. Fu così che mi innamorai dello studio della mente, di come funziona, di come ripararla, ma soprattutto di come potenziarla, quindi di come renderla creativa e ingegnosa. Finita la scuola lessi molti libri di psicologia, ma a 360 gradi. Diventò una passione, una curiosità. Capì quanto potente è la mente e quanto è importante avere una consapevolezza chiara e nitida. Consapevolezza è una parola magica e fece e fa tuttora tutta la differenza nel mondo. Fu molto utile per me e decisi di scrivere un libro, un romanzo, per aprire nuove strade e aprire nuovi occhi ad altre persone. Nuovi occhi per pensare, innovare il modo di pensare, perché se si pensa bene si agisce bene, se si agisce bene si ottengono cose buone. Ho pubblicato questo romanzo surreale dal titolo Buongiorno nel 2016, ma è stato l'anno dopo che le cose sono cambiate e hanno preso una direzione. È stato un viaggio che mi ha aperto ancora di più la mente e al ritorno mi ha portato a intraprendere un percorso lungo e complicato, ma sentivo dentro di me che quel percorso era il mio percorso, ero mosso da un perché, da quel perché volevo innovare il modo di pensare delle persone attraverso il cinema. Volevo toccare temi profondi, entrare nella mente delle persone e fare consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che possiamo diventare e raggiungere. Per questo ho iniziato a scrivere il mio primo artigianale cortometraggio Il tempo di Alice, per poi passare ad una troupe a realizzare questo nel reale e durante la pandemia invece da solo ho realizzato Aisteria. Avevo capito che il film e in generale il cinema veicola nel modo migliore un messaggio e sai perché? Perché emoziona. E ciò che ci emoziona ci cambia. Il cinema può davvero unire le persone, dare loro una direzione, una speranza, un perché, dare loro un sogno. Ecco perché voglio fare film, ecco perché voglio fare cinema, perché mi fa sentire parte dell'universo, perché è il mio modo di parlare, perché è il linguaggio delle emozioni, perché è raccontare la vita dentro la vita. Oggi sono ancora qui a raccontare una storia ambiziosa e un tema ambizioso, l'amore. Da più di un anno sto scrivendo una sceneggiatura di un lungometraggio sulla visione dell'amore, ma so che ci vorrà il tempo necessario per maturarlo per bene, ma nel frattempo ho in serbo un nuovo e provocante cortometraggio che è in fase di preparazione. Al link in descrizione scopri il progetto e di come puoi aiutarci a realizzarlo. Ti invito a scoprirlo. A presto!